Buongiorno a tutti ragazzi, come ben sapete, davvero tutto nella vita è strana e nulla è dato per scontato. Diciamo che ci sta una serie di cartoni animati, i famosi Simpson, che non lo so per qualche strano motivo, ragazzi, questi nelle loro tante puntate che hanno fatto sembra ogni volta che qualcosa venga fuori. In realtà voi direte che cosa? In effetti questi prevedono quello che succederà. In effetti in tanti spezzoni diciamo, di cartone che sono stati girati è come se loro prevedessero il futuro. In effetti in... vi faccio un esempio, adesso parlerò di Greta Thunberg. In effetti i Simpson l'avevano già predetto in un spezzone diciamo, di cartone animato girato nel 2007. In effetti, stavolta, perché mi viene da ridere, perché non è la prima volta che capita una cosa così, Lisa, come ben sapete, Lisa Simpson, tiene un discorso, diciamo, davanti ai suoi compagni di scuola sui cambiamenti climatici, molto simile a quello fatto dalla ragazzina svedese. Diciamo, il 23 settembre Greta ha tenuto un discorso con le Nazioni Unite dove ha, diciamo, accusato a tutti quanti, diciamo, l'elite di non fare nulla per evitare i cambiamenti climatici. Quindi Lisa fa lo stesso discorso in questo spezzone di cartone animato, in effetti, che vuole salvare la città dove abita, che i pericoli di una catastrofe ambientale. Diciamo che Lisa illustra ai suoi compagni di scuola che quello che potrebbe diciamo, accadere nei prossimi anni se non si fa qualche cosa. Quindi questo cartone animato in effetti è stato girato nel 2007, è stato scritto da questo diciamo da questo, ma non lo so ragazzi, è una cosa strana perché io ho visto il video veramente, quello là dove tiene il discorso, anche se in inglese, è davvero pazzesco. Quindi questo disegnatore in effetti non lo so, o prevede il futuro questo che disegna i Simpson, non lo so, perché fatto sta che comunque è stato nel 2007, quindi non è che l'ha fatto adesso, allora diciamo vabbè, quello ha visto a Greta e si è ispirato a fare questo episodio dei Simpson e vabbè, anche perché non è la prima volta che i Simpson prevedono qualche cosa che accadrà. Quindi in effetti anche questo spezzone, diciamo, di cartone animato sembra illogico, però intanto in quella, diciamo, in quello spezzone Lisa fa quello che fa Greta Thunberg in questo periodo. Quindi coincidenza, caso, però sta il fatto che i Simpson hanno fatto tante previsioni proprio azzeccatissime. Poi farò uno speciale, semmai speciale Simpson, dove vi dico tutto quello che hanno previsto, quello che hanno visto in epoche diverse in effetti, quindi come se io adesso, che ne so, faccio la previsione di una cosa che ho fatto nel 2007 e dico il 2018 capita questo e questo, quindi in effetti è pazzesco. Questo parla del 2007, Greta il discorso l'ha fatto mo' il 2019, quindi sono passati 12 anni. Quindi questo scrittore, disegnatore, comunque quello che ha fatto, creato questa serie di cartoni animati, non lo so, sarà un veggente, boh, non lo so. Fatto sta che in un, diciamo, spezzone, diciamo, perché poi i Simpson sono, diciamo, in effetti una serie, quindi ogni, come una serie TV, quindi ogni volta succede qualcosa. E quindi in questo spezzone succede che Lisa vuole salvare il mondo dalla catastrofe ambientale, tiene un discorso, diciamo, sembra di vedere Greta a cartone animato, quindi è una cosa un po' ridicola, ma però è accaduto. Io dopo, diciamo, ho fatto il video, rimango sotto il video in inglese purtroppo, ragazzi. Poi capirete comunque qualche cosa. Vi metto lo spezzone di Lisa quando parla dei cambiamenti climatici, quindi ve lo metto in inglese, mi dispiace
non l'ho trovato in italiano, però vi faccio vedere che quello che Greta dice oggi l'ha detto Lisa di Simpson 12 anni fa, quindi strano, non lo so, ma è successo davvero, quindi, e non è la prima volta, eh. Vabbè ragazzi, un saluto, quindi sempre misteri su misteri, non si capisce davvero quasi nulla, quindi impossibile capire secondo me certe cose.